Sono tre le persone coinvolte nella brutta storia di caporalato che si è consumata all'interno del mercato agroalimentare di Padova. La Guardia di Finanza ha disposto 2 misure cautelari in carcere per i 2 presunti caporali, un uomo del Bangladesh e un romeno, che si sarebbero occupati del reperimento di lavoratori stranieri bisognosi, prospettando loro l'assunzione nelle cooperative riconducibili ad un indagato italiano a fronte del pagamento di una somma di denaro. Per questa terza persona invece è stato disposto un obbligo di dimora con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Circa 20 i lavoratori sfruttati e che subivano minacce per continuare a lavorare, pagando somme per avere i contratti con la cooperativa che aveva avuto l'appalto da un grossista. La denuncia era emersa grazie al sindacato di base ADL Cobas. Noi avevamo dichiarato un po' di tempo fa che c'era questa situazione pesante all'interno del mercato ortofrutticolo che vedeva coinvolte 3 cooperative sostanzialmente e che vedeva appunto i lavoratori soprattutto del Bangladesh costretti a pagare somme importanti per poter lavorare. Le indagini della Finanza, della Polizia Locale e dell'Ispettorato del Lavoro hanno consentito di individuare le responsabilità dei tre. Una volta assunti, gli operai svolgevano turni di lavoro estenuanti senza beneficiare delle ferie e dei giorni di riposo ed erano costretti a pagare per avere contratti a tempo determinato. La cosa che a noi interessa adesso, comunque vadano le cose, è che questi lavoratori possano continuare a lavorare. A noi interessa adesso che comunque le istituzioni, le cooperative, il grossista si assumano le responsabilità in merito a questa situazione e che garantiscono a questi lavoratori che fino adesso sono stati sfruttati e taglieggiati di poter continuare a lavorare, di poter continuare ad avere una vita sicuramente migliore di quella che hanno avuto fino adesso.